autonomia infiamma il dibattito politico tra accelerate frenate e polemiche. Il governatore Zaia ribadisce: nessuno spacca l'Italia, è combattere gli sprechi e sui tempi, il percorso tracciato, si deve andare avanti. Se n'è andato Andrea Bizzotto, il 33enne malato di cancro che aveva scritto un libro per la sua bambina. Lo avevamo incontrato a gennaio. Crescita in preoccupante frenata per l'industria a Padova e Treviso, l'attacco degli imprenditori al governo, situazione allarmante. Auto rottamate ma non cancellate dal tram, multa record per un autodemolitore di Zero Branco, è la più eclatante delle irregolarità riscontrate dalla Polstrada di Treviso. Una sagoma di Matteo Salvini con in braccio un bimbo di colore che indossa un salvagente, l'opera Provocazione di un artista cubano esposta a Venezia, critiche e apprezzamenti sul web. Delegazione del Comune di Vicenza in visita dal Papa e secondo gli amministratori il pontefice avrebbe espresso il desiderio di visitare la città del Palladio. In aprile Chuck di Paolo Sorrentino a Nervesa della battaglia per le riprese di The New Pope. Nei prossimi giorni a Treviso casting per 400 comparse. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano ancora la questione autonomia che infiamma il dibattito politico tra accelerate, frenate e polemiche. Il governatore Zaia, dopo un'intensa 2 giorni a Roma, ribadisce è una lotta agli sprechi che anche la gente del Sud dovrebbe volere. Sentiamo. Non ha paura di venire ricordato come quello che ha spaccato l'Italia? Ma no, perché questo non è lo spacca Italia, non è la secessione dei ricchi, non è tutto quel mare di scemenze che si leggono, ma è la visione di modernità di un paese. Esattamente quello che accade in Germania, che accade negli Stati Uniti, che accade in Svizzera, che accade in Gran Bretagna. Se dopo qualcuno ha come modello la Grecia e non gli Stati Uniti, questo è un altro problema. L'irrinunciabile partita è nelle buone mani di Matteo Salvini. A ritorno da Roma Luca Zaia ribadisce e garantisce: si va avanti in ogni caso nonostante gli ostacoli che fanno slittare i tempi e arrabbiare i veneti. Tutto questo mentre proprio da Roma arriva il nuovo attacco, l'appello lanciato dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, un cartello di forze politiche, sociali e sindacali contro l'autonomia che distruggerebbe l'unità nazionale e l'uguaglianza dei diritti. Zaia le rimanda al mittente, così come il timore di una deriva egoistica fatto intendere dal numero 1 dell'autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. E il fatto di temere derive egoistiche o che ci siano disparità è ragionevole e posso capire, anche umanamente comprensibile. Leggendo poi il progetto si capisce che non è così, ma del resto lo sa benissimo anche il dottor Cantone che stiamo parlando di un progetto che è previsto dalla Costituzione. Ma c'è soprattutto quel Sud che secondo il numero 1 di Palazzo Balbi non è rappresentato dalle istituzioni che attaccano continuamente l'autonomia. C'è una foresta che cresce al Sud che è con noi, che c'è una foresta di cittadini che non ha oggi voce, gli sprechi della Sicilia che ha 4 corti d'appello e il Veneto ne ha una. Noi abbiamo gli stessi abitanti della Sicilia, la Sicilia ha 4 corti d'appello e il Veneto ne ha una, i 22.000 forestali della Sicilia e i 400 del Veneto. Dico che gli sprechi di una regione come la Sicilia non sono un danno per il Veneto, non sono un danno per la Lombardia, ma sono un danno per i cittadini siciliani. Intanto però c'è un rapporto schizofrenico con gli alleati di governo e quella parte del Movimento 5 Stelle che tira il freno a mano. Ormai questa resistenza non ha nessun senso, ammesso non concesso che ci sia, visto e considerato che la quasi totalità delle regioni italiane chiede l'autonomia. Se dovessimo pensare a quelle che ancora non l'hanno chiesta, pensiamo alla Puglia, pensiamo alla Basilicata e alla Calabria. Tutto il resto è autonomia. Ovvio è che se non passasse l'autonomia è inevitabile che di difficoltà ce ne sarebbero, ma come potrebbe accadere se non passasse qualche altro grande progetto del contratto di governo. E i tempi che si dilatano, Salvini giura si chiude la partita prima delle europee, ma in pochi ci credono. Zaia si mantiene cautamente ottimista indicando comunque il 2019 come anno chiave e lanciando un segnale sibillino che tanto sibillino non è. Eviterei di dare date perché poi le date non competono a me, visto e considerato che poi c'è una discussione da mettere in piedi in Parlamento, ma nel bene o nel male ne verremo fuori da questa partita, assolutamente ne verremo fuori.
Dopo il referendum sull'autonomia la situazione è molto deludente. Appendete il vessillo della Serenissima ai balconi, pagherò di tasca mia. L'invito ai propri concittadini è del sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Zumschi, in occasione del 1° marzo, cioè del Capodanno Veneto. Le proposte sul tavolo del governo sono autentiche briciole in termini di vera autonomia, dice Zumschi, ma soprattutto di risorse che dovrebbero restare sul territorio, mentre assistiamo per i comuni ad obblighi centrali sempre più stringenti. Ritenendo che manifestare in piazza non sia ancora propriamente nei vostri animi, dice ancora Zumschi rivolto ai cittadini, vi invito ad appendere il vessillo della Serenissima Repubblica Veneta ai balconi. Il sindaco a proprie spese, conclude, lo fornirà a chiunque lo richieda. Se n'è andato Andrea Bizzotto, il 33enne malato di cancro che aveva scritto un libro per la sua bambina. Noi lo avevamo incontrato a gennaio. Sentiamo. Guardo sempre i miglioramenti che mia figlia fa quotidianamente e vedo che quotidianamente lei impara una cosa nuova e so che non voglio perdermi le altre cose che imparerà, quindi mi tengo forte e vivo proprio per questo, insomma. Andrea si è spento alle 4 di oggi nella clinica tedesca dove era ricoverato. Non voleva mollare, non intendeva perdersi le scoperte della sua piccola Giulia, cui aveva dedicato un libro intenso, profondo, intimo, dal titolo buffo, Storia di un maldestro in bicicletta. Purtroppo la malattia ha avuto la meglio, si è portato via Andrea Bizzotto, l'ingegnere originario di Cittadella, cresciuto a Bassano, che si era trasferito in Germania 4 anni fa per lavoro. Qui aveva conosciuto la moglie, avevano avuto la piccola Giulia Grace, qui ha deciso di lasciare una lunga lettera d'amore, che ci aveva raccontato al nostro microfono. In realtà questo è un messaggio molto forte che lei sta lanciando un po' a tutti. Sì, subito pensavo di tenerlo in privato, che fosse per lei, però poi mi sono reso conto, uno, che era anche un libro bello e anche che poteva essere un messaggio per qualsiasi altra persona che magari soffre o anche no, che magari sì, possa essere di conforto, forse, spero, in situazioni di difficoltà. Un lottatore, un leone, la sua storia ha toccato i cuori di tutti nelle pagine del suo libro La vita troppo breve di un uomo di 33 anni, con le sue paure per una malattia impietosa, la sua rabbia, ma nello stesso tempo la sua capacità di sentire ancora la musica dei colori, la bellezza dell'amore e l'estasi di un mondo che pulsa attorno. Porsi sempre degli obiettivi, anche magari a breve termine, ma porseli per continuare sempre a lottare e per non fermarsi, ecco, per non arrendersi mai. Ciao Andrea. L'economia ora diffusi da Assindustria Veneto Centro i dati sull'ultimo trimestre del 2018, crescita infrenata, il presidente Massimo Finco al governo, gli ultimi numeri dell'industria dovrebbero allarmare, invece si parla di congelare un'opera imprescindibile per tutto il paese e rinviare decisioni attese come l'autonomia. A tal proposito sentiamo il commento di Alessandro Bisato, segretario regionale del Partito Democratico. Ha sentito il grido d'allarme di Assindustria Centro Veneto? Sì, è chiaro, i dati questo dicono e già ne avevamo tutte le avvisaglie. Se non siamo in recessione ci stiamo avvicinando, è un dato sconfortante e allora bisogna ripartire da un presupposto fisso, secondo me, che è quello di far ripartire le opere che abbiamo in maniera scriteriata bloccato. Ma non c'è solo la TAV in giro per l'Italia, c'è anche il quadruplicamento della tratta da Brescia a Vicenza, in cui un componente del Movimento 5 Stelle si è intestato un frammento di terreno per bloccare i lavori
che porterebbero più sviluppo a questa regione e tra l'altro facendo trasportare su ferro e quindi anche producendo meno inquinamento. Un guardare il futuro in maniera scriteriata. Ripartiamo da fare le opere e farle bene, perché producono economia che a quel punto produce ricchezza che può essere ridistribuita. Se non si produce ricchezza non si ridistribuisce la ricchezza per nessuno, vivremo solo di sussidi che non producono nulla. Una sagoma che ritrae Matteo Salvini con in braccio un bambino di colore che veste un giubbotto di salvataggio. È l'opera Provocazione di un artista cubano, Eric Ravelo, apparsa a Venezia nella vetrina di Venice Factory, galleria dell'artista Federica Palmarin. La raffigurazione fa parte di un'esposizione dal titolo Revelation, che contiene altre provocazioni di artisti contemporanei ed ha attirato molti curiosi, tra cui pare anche una pattuglia della polizia per un breve controllo. Ravelo è stato direttore creativo di Fabbrica, l'agenzia di comunicazione di Benetton, specializzato in immagini shock utilizzate nelle campagne dell'azienda tessile trevigiana. La sagoma in vetrina ha generato critiche ed apprezzamenti anche su Facebook, dove l'artista cubano ha esplicitamente elogiato il coraggio di Palmarin. La cronaca ora: traffico di cocaina, 6 arresti a Conegliano, un giro d'affari da 100.000 euro. Sentiamo. Sgominata dai carabinieri di Conegliano una banda di cittadini nigeriani che spacciava di giorno e di notte nel centro storico della città del Cima. L'indagine coinvolge 6 nigeriani, tutti regolari e residenti in città. Il blitz delle forze dell'ordine è finito alle prime luci dell'alba. I militari hanno arrestato il leader della banda di spacciatori, un 33enne che in passato era già finito in cella sempre per droga. In carcere anche 2 pusher di 38 e 28 anni con precedenti alle spalle. È scattato invece l'obbligo di firma per un 32enne, anche lui pusher ma senza nessun precedente penale alle spalle. Nei guai anche una coppia, una donna di 49 anni è finita agli arresti domiciliari per il reato di riciclaggio. Il marito di 54 anni ha l'obbligo di firma. I 2 avevano il ruolo di ripulire il denaro dello spaccio attraverso trasferimenti di somme in Nigeria mediante delle carte di credito prepagate. Siamo stati in grado di documentare che parte del denaro veniva reinvestito per l'acquisto di altra sostanza stupefacente e parte poi invece mandato presso i loro parenti nel paese d'origine. Nell'ambito dell'indagine sono state sequestrate complessivamente dosi per un totale di 330 grammi di cocaina e ben 37 ovuli di polvere bianca che erano in possesso a 4 cittadini nigeriani che furono arrestati nel luglio del 2018 e avevano il ruolo di fornitori della banda, che non ha comunque mai, riferiscono i carabinieri, avuto problemi di approvvigionamento. Gli investigatori hanno accertato ben 385 cessioni di dosi nei mesi tra aprile e maggio del 2018 a 133 clienti che sono stati identificati, in maggioranza cittadini di Conegliano ma anche provenienti da Belluno e Pordenone. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato 95.000 euro. Le dosi di cocaina venivano cedute ad un costo che variava all'incirca tra gli 80 e i 100 euro. I pusher raggiungevano dopo una telefonata i clienti in bicicletta. Sì, le cessioni avevano una caratteristica, quelle che avevano una certa velocità, avveniva il contatto e subito la cessione delle stupefacente o al volo nelle vie meno trafficate oppure salendo a bordo sulle autovetture degli acquirenti. Autovetture rottamate e mai cancellate dal PRA, è davvero da record la multa comminata ad un autodemolitore di Zero Branco in provincia di Treviso, pensate ben 700.000 euro, e questa la più eclatante delle irregolarità riscontrate dalla Polstrada impegnata in un'attività di controllo di attività appunto legate al mondo dell'auto. Sentiamo. Contachilometri taroccati su veicoli usati in vendita in autosaloni della marca o auto rottamate in demolizioni che si dimenticavano di cancellarle dal PRA, o ancora un'officina meccanica abusiva sono alcune delle irregolarità riscontrate dalla Polizia Stradale di Treviso, impegnata dall'inizio dell'anno in una serie di controlli su attività che gravitano intorno al mondo dei veicoli: autofficine, carrozzerie, rivendite di veicoli, autonoleggi, autorimesse, gommisti. In particolare ad un'autodemolizione di Zero Branco sono state contestate violazioni amministrative per 700.000 euro. Una sanzione che
viene applicata in ogni caso di mancata cancellazione del veicolo, e può immaginare che in un demolitore che tratta centinaia di veicoli quotidianamente, ovviamente gli importi di queste sanzioni diventano veramente enormi. Con l'aggravante che gli ignari ex proprietari dei veicoli rottamati ma non cancellati dal PRA rischiano di vedersi arrivare, magari 10 anni dopo, la richiesta di pagamento del bollo auto, dato che ufficialmente la vettura risulta circolante e a loro intestata. Spetta dunque al proprietario, in realtà ex, dimostrare la rottamazione. Rischiano anche di dover comunque perdere sicuramente tempo e forse anche denaro per dover dimostrare che in realtà erano perfettamente in regola. Altre irregolarità sono state riscontrate ad un demolitore di Gorgo al Monticano, al quale sono state contestate violazioni per oltre 1.500 euro. Abbastanza diffuso anche il fenomeno del ritocco al ribasso del contachilometri. In particolare in un salone di paese erano esposte 4 auto di alta gamma, proposte peraltro anche online, che presentavano sul cruscotto, così come sulla tabella esposta e sul sito, un chilometraggio abbondantemente inferiore rispetto a quello di fatto percorso dalle auto. I veicoli sono stati sequestrati ed il titolare denunciato per truffa aggravata. Anche in questo caso le conseguenze ricadono sugli ignari acquirenti, non solo per la truffa ma anche sul fronte della sicurezza. Perché questi veicoli gli vengono tolti alle volte 100.000, 150.000, 200.000 chilometri. Questo significa che sono veicoli che hanno assolutamente bisogno di manutenzioni anche importanti, e gli ignari acquirenti non lo sanno e circolano con veicoli che possono diventare estremamente pericolosi. Il Comune di Padova ha costretto dai commercianti ad aprire l'area parcheggio dell'ex Prandina, una vittoria politica del centrodestra, ma molti cittadini vorrebbero discutere il futuro dell'area urbanistica più pregiata della città, oltre alla prospettiva del mega parcheggio a tutti i costi. Sentiamo. A248, questo è solo uno dei parcheggi liberi, ce ne sono in Corso Milano, mentre sono le 9:40, diciamo non esattamente tutto strapieno. E anche questo è libero mentre sono le 9:42, questo è la 264. Questo invece è la 269, le strisce blu non sono molto frequentate a quest'ora. Il parcheggio esce da lì e attraversa questo parchetto, ma in realtà è già una violazione dei termini comunali, perché questo è un parchetto che, come vedete, potrebbe essere solo frequentato da genitori con i bambini. In realtà la caserma Prandina e le aree di pertinenza sono un gigantesco cuneo urbano nel centro di Padova, un'area indubbiamente pregiata con molti metri quadri che, come vedete, arriva direttamente nel centro della città. L'apertura di questo cancello diventa una specie di show mediatico politico e viene anche rifatto con il pronti via. Telecamere, fotografi, non manca nessuno per far vedere che l'apertura della Prandina ha una valenza politica, simbolica. Lei si sente più paladina dei commercianti o la regina delle asfaltatrici? No, soprattutto paladina dei commercianti. Io spero veramente, ma non solo io solo che spero, tutto il comparto di questa zona qui del commercio spera che questa apertura porti un po' di lavoro. E la signora Pellizzari con la Yaris rossa vuole appunto dimostrare di essere la prima a entrare. L'importante è che nel percorso partecipato della Prandina nessuno metta delle transenne ad impedire un dialogo, perché l'impressione è che qui nella vasta area della caserma ci sia in realtà posto per tutto. Dello spazio c'è, come basta far passare la telecamera qui sopra, vedete le porte del campo da calcio, lì a destra. Quindi il Parc Prandina con il suo grande cartello sarà definitivo o solo provvisorio? Di sicuro su questo si gioca la freccia in cui prenderà la direzione, l'urbanistica della città per i prossimi decenni. A Vicenza ora con delle grosse novità che riguardano il Papa, ma prima vediamo insieme qualche istante di pubblicità, tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Vicenza, dove il consigliere comunale Leonardo De Marzo, appena tornato da Roma, dove ha incontrato il pontefice, ha importanti novità. Sentiamo. Questa è la mano che ha stretto la mano del Santo Padre, di Papa Francesco. Allora, com'è andata? È stata un'emozione incredibile, sì, ha stretto la mano del Santo Padre in occasione della benedizione della Lampada della Pace giù a Roma in udienza generale in Piazza San Pietro. Abbiamo scambiato 10 minuti di conversazione con il Santo Padre insieme alla delegazione degli Alpini di Vicenza, di Monsignor Padre Zaupa, di Monteberico e Giuseppe Ponza, presidente del comitato. Ecco, e allora in quell'occasione diamo la notizia ai nostri telespettatori. Che cosa le ha detto Papa Francesco? Che dobbiamo organizzare un viaggio di Sua Santità in terra vicentina. Avete capito? Il Papa sta cominciando a pensare di venire a Vicenza. Questa è una grande notizia. Eh sì, anche perché mi ha chiesto l'ultima volta che un Santo Padre è venuto a Vicenza e gli ho detto che è stato nel 92 con Papa Giovanni Paolo II, quando sono nato io, appunto nel 92. Ecco, quindi a questo punto toccherà a lei prendere i contatti con il Vaticano e cominciare a organizzare questa visita. Ho portato anche i saluti chiaramente del sindaco e presidente della provincia, insieme a tutti i saluti dei nostri cittadini, e mi sono incaricato di iniziare i collegamenti con la Santa Sede per organizzare appunto il viaggio. Ovviamente non le chiediamo tra quanto, perché è ancora presto, però possiamo dire che il primo passo è stato fatto con questa visita a Roma della delegazione vicentina con Leonardo De Marzo, che aveva la fascia tricolore che rappresenta il comune di Vicenza, ma poi appunto tutta la comunità vicentina. E allora diciamo che con questa mano che Leonardo Di Marzo non si laverà più. No, assolutamente no. Ecco, assolutamente no. Noi abbiamo lanciato questa notizia, il Papa sta pensando di venire a Vicenza, conferma? Assolutamente sì. Confermato. Ed eccoci anche oggi a parlare del piccolo Joe, sempre più numerose le iniziative di solidarietà perché il bimbo possa correre come i suoi coetanei. Sempre più vicina la vetta dei 400.000 euro per aiutare il piccolo Joe. Sono così tante le manifestazioni di vicinanza e affetto, i segni concreti di solidarietà per questa famiglia di Piazzola sul Brenta che vuole semplicemente vedere il suo bimbo correre e camminare come tutti i suoi coetanei. In tanti state accogliendo gli appelli lanciati attraverso le nostre telecamere per arrivare alla cifra necessaria all'operazione da fare in Florida. E siamo arrivati a 123.000 euro. Questo cucciolo di guerriero ormai ci ha conquistati tutti, è diventato il nostro piccolo Joe. E tutti noi siamo diventati i suoi zii acquisiti, come zia Morena Martini, la sindaca di Rossano Veneto, che ha organizzato un pomeriggio di sport e movimento il prossimo 9 marzo in palestra con l'incasso delle attività interamente devoluto alla causa e la vendita dei famosi biscotti di Joe. Biscotti che saranno venduti anche durante la prossima partita casalinga dagli zii del Cittadella Calcio. E restando a parlare di pallone, sport preferito del nostro bimbo, dai giallorossi, per voce del capitano dell'FC Bassano 1903, eccolo zio Marco Frachesen, arriva un appello. Invito tutti a continuare a aiutarlo per fargli realizzare il suo sogno, che sia giocare a calcio, che sia anche solo camminare e correre normalmente, che secondo me ogni bambino dovrebbe averne il diritto, insomma. Un ennesimo invito al nostro microfono che voi telespettatori state cogliendo ora dopo ora. Ricordiamo ancora una volta gli estremi per il versamento. L'Iban lo state vedendo sul vostro schermo, intestato a Erika Molinarolo, con causale diamo il meglio a Giovanni. Ogni giorno voi telespettatori ci stupite con la vostra bontà di cuore. C'è sempre una nuova manifestazione di solidarietà e noi proveremo a raccontarle tutte, perché tutte hanno un solo obiettivo, il bene del piccolo Joe. In aprile Chuck di Paolo Sorrentino ad Ervesa della Battaglia per le riprese della nuova serie di The New Pope e nei prossimi giorni a Treviso casting per 400 comparse. Chi sei tu, Lenny? Buono e cattivo.
Non solo Venezia per le nuove produzioni cinematografiche, ma anche la Marca sembra tornare tra le possibili location per film e serie televisive. Il segnale arriva dalla nuova produzione firmata Paolo Sorrentino. In queste immagini alcuni momenti di The New Pope, che dai primi di aprile si sposterà su una delle grotte del Montello, che per l'occasione diventerà la grotta di Lourdes. La produzione sceglierà martedì e mercoledì prossimi 400 figuranti all'Hotel Continental. Per ogni informazione bisogna accedere all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Uomini e donne dai 18 ai 75 anni, ma anche fotografi professionisti con propria attrezzatura per una presenza davanti alla macchina da presa che sarà regolarmente retribuita. Un evento cinematografico, ma anche un segnale per una forma di attrattiva turistica che la Regione punta a sviluppare investendo su più fronti. In Veneto non abbiamo soltanto Venezia, finalmente si fa conoscere il resto del territorio e diciamo che il veicolo dei film e della cinematografia in generale è fondamentale per veicolare a livello turistico un territorio. Lo abbiamo già visto in altre regioni come ha funzionato. Opportunità che però non deve essere sciupata. Perché se noi partiamo a fare promozione territoriale e poi non abbiamo posti letto sul territorio o peggio ancora non abbiamo prodotti turistici da offrire ai turisti che vengono nel territorio magari a vedere quei luoghi che hanno visto per televisione, rischiamo di non dare un buon servizio. Due le azioni che la Regione sostiene economicamente a fondo perduto fino alla metà dell'investimento. Stiamo dando soldi sia a chi investe nelle strutture ricettive, quindi per ammodernarli, sia a chi crea con il club di prodotto, le reti di impresa, chi crea prodotti turistici nuovi. Può essere il Giro delle Ville Venete, qualcuno per esempio ha vinto, grazie al nostro bando, ha creato un club di prodotto sulle Ville Venete, quindi il giro di tutte le Ville Venete all'interno ovviamente della nostra regione. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Il weekend inizierà ancora all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto, sarà ampiamente soleggiato ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Locali addensamenti solamente al mattino, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature molto miti, minime comprese tra 1 e 4 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 11 e 17 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche in questo caso sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Il cielo si presenterà quasi del tutto sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra 2 e 4 gradi. Massime molto gradevoli, oscillanti invece tra 13 e 17 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Condizioni di bel tempo stabile anche sulla nostra regione. Sarà infatti una giornata caratterizzata da un sole prevalente. La grafica ci mostra che il cielo sarà sereno praticamente su tutti i settori. Temperature minime comprese tra 2 e 3 gradi. Massime oscillanti invece tra 14 e 15 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.